Questa struttura, per quanto anche è il pensiero del Ministero, va chiusa al più presto, chiusa. La linea della fermezza l'aveva ribadita subito, a poche ore dalla sommossa, il sottosegretario all'interno. Non saranno tollerate altre violenze, chi ha sbagliato pagherà e le regole valgono per tutti. Ora però Achille Variati guarda avanti. La conferma che la volontà del Viminale sia quella di chiudere la ex Serena è chiara, con un però non di poco conto. Ma per chiuderla non è che queste 300 persone le disperdiamo nel territorio, non è che questa struttura, queste persone le molliamo a se stesse, no? E nemmeno che queste persone le andiamo a caricare presso altri territori. Insomma, servono i sindaci, quelli che a detta di Variati, all'epoca in cui il fenomeno migranti era al culmine, crearono i presupposti per l'hub tra Treviso e Casiero. Noi in diverse località abbiamo adottato al suo tempo la logica della distribuzione nel territorio, cioè della ripartizione in piccole strutture, da 4-5 di questi immigrati ovviamente gestiti da alcune cooperative. Purtroppo nella Marca trevigiana questo non è successo, perché allora molti sindaci avevano impedito questo e quindi è nata questa maxi struttura. Ora il Viminale rilancia la palla. Con i sindaci, con le autonomie locali, con il sistema dello SPRAR, se c'è disponibilità, lavoriamoci e in un tempo abbastanza breve potremmo anche arrivare alla completa chiusura di questa struttura. Intanto Mario Conte ha chiesto al ministro Lamorgese di venire a vedere la situazione. La ministra è stata informata, ieri ha avuto una giornata molto particolare, non è che il ministro parte, va in ognuno degli incidenti che possono succedere, sono tanti, le assicuro, nel nostro paese dal sud al nord. La ministra è una donna che lavora, direi, almeno 14-15 ore al giorno, quindi lei è assolutamente informata di ciò che è successo ieri, ha dato delle disposizioni molto chiare, tant'è che la prefettura con le forze dell'ordine erano lì, non è che le ha mandate il Padre Eterno,